Dunque, nel breve annuncio che abbiamo dato questa mattina, abbiamo come titolo, abbiamo detto terremoto in giunta con il licenziamento del vice sindaco Daniele Teodoso Brasiola, di cui esprimiamo pubblicamente un certo rammarico perché noi pensiamo che Daniele sia un ragazzo che si è sempre molto impegnato e quindi diciamo umanamente ci dispiace. In politica ci sono queste dinamiche. Nel provvedimento che ha pubblicato l'amministrazione questa mattina nell'albo petrolio online, il decreto numero 32, il sindaco sinteticamente dice che, ma proprio è una cosa proprio sintetica, che siano mutate, ritenuto che siano mutate le condizioni politiche e amministrative in seno alla maggioranza, per cui il predetto assessore non è più rappresentativo dal punto di vista politico, tanto da influire negativamente sul corretto ed efficace funzionamento dell'organo collegiale di cui è parte. E nello stesso provvedimento la delega, la carica di vice sindaco viene passata all'assessore Elena Zennaro, scusate, e quindi c'è tutta una situazione in evoluzione. Di questi attriti ne eravamo a conoscenza da tempo, qualche volta li abbiamo anche un po' abbastanza esplicati sulle pagine di Chiusa Azzurra. Di alcuni motivi ne siamo bene a conoscenza, altri motivi non li conosciamo. Adesso si tratta di vedere se questa, diciamo, questa ricomposizione della giunta Armelao, e che non è la prima, ricordiamo che anche ancora tempo fa già altri due assessori sono stati cambiati in corsa, se questa ricomposizione permette alla macchina comunale, all'amministrazione a operare meglio, e queste da attriti diventano fratture e diventa tutto più complicato. Staremo a vedere cosa succederà. Al momento quello di definitivo da documenti è che sono state tolte le deleghe appunto a Daniele Teodoso Brasiola e il vice sindaco è diventato, è passata all'assessore Elena Zennaro. Ci sono voci di nuove entrate in giunta, ma sono voci e staremo a vedere come si evolverà la situazione. Sentiremo anche il sindaco cosa ci racconterà per questo nuovo, diciamo, cambiamento in giunta. Si è concluso con la convalida dell'arresto e il divieto di dimora nel Veneto l'udienza per direttissima che si è svolta questa mattina al Tribunale di Venezia per Maurizio Spadoni, il cinquantenne senza fissa dimora, residente da qualche anno, da un paio di anni crediamo, a Chioggia, che si è reso protagonista di un atto incredibile di violenza nei confronti di una coppia di poliziotti ieri in tarda mattinata in corso del popolo a Chioggia, di cui un agente uomo e un agente donna, e l'uomo, il poliziotto, è stato ferito alla testa con una forchetta. Le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi, perché se l'avesse preso sulla giugulare oppure su un occhio, la vicenda avrebbe avuto tutto un altro seguito. Adesso, francamente, si tratta di capire questo divieto di dimora nel Veneto come si tradurrà e se finalmente certi elementi che un conto è aiutare le persone che hanno bisogno, altro conto è trovarsi persone a carico della comunità che oltre che a non seguire la minima regola, ricordavamo che ne ha fatte di tutti i colori, e oltre a questo arriva anche a ferire in modo grave un agente di polizia. Buongiorno, sono Maurizio di Obiettivo Birra. Oggi vi parlo di un nuovo prodotto, il nostro fustino da 3 litri. Potete sempre avere birra fresca appena spillata a casa vostra. Passate in Calle San Giacomo 670.
Ieri in sala consiliare è stato consegnato un attestato agli assistenti bagnanti che hanno svolto servizio quest'estate sul litorale di Sottomarina e di Isola Verde. Molti tra loro erano presenti e hanno ricevuto i complimenti e ringraziamenti da parte dell'amministrazione. Un atto di stima rivolto a giovani che si sono prodigati per la sicurezza dei bagnanti, lo ha definito il sindaco Armelao. L'assessore De Perini ha ricordato il piccolo turista di 6 anni che non si è riusciti a porre in salvo, ma anche le tante vite salvate grazie all'intervento di questi giovani che questo lavoretto estivo, che tale non è, dà loro un importante carico di responsabilità. Tra di loro molti giovanissimi che affrontano questo servizio con serietà e impegno straordinari. L'assessore ha ricordato anche il contributo dato dalle unità cinofile di salvamento, una quindicina in totale, tornate quest'anno in servizio con azioni di supporto, tra le quali la ricerca di bambini smarriti e ritrovati. Tra Sottomarina e Isola Verde sono 53 le postazioni di salvataggio, 6 delle quali posizionate su aree di spiaggia libera, georeferenziate in modo da essere facilmente riconosciute anche dall'alto e per la quasi totalità dotate di defibrillatore. Da segnalare che tutte le postazioni hanno un ponte radio in caso di emergenza che mette in comunicazione sia gli operatori impegnati nel servizio che la Capitaneria di Porto e il pronto soccorso. Sono stati circa una cinquantina gli interventi messi in atto. Ciò che segnalano i bagnini è la superficialità di molti bagnanti che non esitano a tuffarsi in acqua anche con condizioni meteomarine avverse. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. Occhio Azzurra, come nel caso della storia di Via Merulana, anche quella del licenziamento di Sam Altman sembra un pasticciaccio in piena regola, con la Microsoft nel sedile del pilota ed OpenAI ormai morta. Difficile dire chi ne esca vincitore. Altman no, perché è licenziato in quanto impegnato a raccogliere fondi per la concorrenza. OpenAI no, perché depotenziata e in crisi esistenziale. Microsoft no, perché comunque ha investito 13 miliardi in una società che per definizione doveva essere aperta alla ricerca e allo sviluppo compatibile dell'intelligenza artificiale ed ora ha dovuto mettere una pezza prendendosi in carico l'enfant prodige capriccioso. Su tutto questo un dato è certo, l'intelligenza artificiale è una questione americana e gli altri, specialmente gli europei, stanno a guardare. Basta dare un'occhiata alla cifra di soli 300 milioni investiti nella QTI, laboratorio europeo a trazione francese, a Parigi, per tenere il passo con le società americane. L'altro dato è che i tempi sono rapidissimi e ricordano un po', ma ancora più velocemente, quello che è successo nel mondo dei telefonini, dove sembra preistoria non solo il telefono a 450 MHz che si teneva in auto, ma anche il BlackBerry preferito dal presidente Obama. Cosa ci riserva il futuro? Probabilmente non lo sappiamo. Sarà un salto di specie come aveva immaginato 20 anni fa Spielberg, con il suo bambino robot che però voleva una mamma tutta umana. Beh, siamo a Vigo, una giornata meteorologica molto bella, ma anche bella perché oltre a una bella persona qua abbiamo la signora Giada. Grazie. Questo nuovo negozio, un investimento importantissimo su Chioggia, ci fa molto piacere quando ci sono imprenditori che investono sul territorio e assumono persone, tra l'altro, perché abbiamo visto che ci sono più persone e quindi siamo contenti di dare questa notizia e vorremmo anche sapere da te qualcosa in più di Naima e quello che fate. Insomma. Sì, allora Naima è un gruppo che troviamo in tutta Italia, abbiamo 60 porte, siamo contenti perché a Chioggia mancava, quindi abbiamo aperto questo negozio con profumo, make-up, tutto quello che riguarda la skincare che ci permette di dare molto valore e molta bellezza a quella che è la donna, ma anche a quello che è proprio
proprio l'uomo, quindi abbiamo anche tutta una categoria dedicata alle fragranze per uomo e alla skin care. Ci piace Naima perché? Perché ci rende la giornata più bella, per noi donne ci valorizza, ci dà la voglia di partire da zero anche quando abbiamo una giornata che non è una di quelle migliori, quindi siamo molto contenti di lavorare con questo gruppo che ci permette di dare molto a quello che è sia la figura della donna come donna, ma anche a livello lavorativo. Quindi è una gioia aprire a Chioggia. Scusa se ti interrompo, visto che parlavi anche di uomini. Certo. Allora, siccome uso il profumo e lo sto finendo, Sì, mi andiamo. consigli un profumo adeguato? Molto volentieri, andiamo. Grazie. Purtroppo con una notevole dose di rammarico siamo nuovamente costretti a segnalare un episodio di furto. Questa volta ha preso il Blue Spirit del parco commerciale Clodì. Verso le 3:30 della notte scorsa, individui ben attrezzati hanno infranto una vetrina antisfondamento, apparentemente utilizzando strumenti pesanti, e si sono impossessati di una modesta quantità di merce. Purtroppo non è la prima volta che questa attività subisce tale sorte. Ci sembra ricordare più o meno un anno fa ha avuto lo stesso un simile danno. Allora i ladri sono riusciti a impossessare di più merce. È paradossale notare che i danni alle attività superano di gran lunga il valore della refurtiva e che quasi sempre viene rivenduta a prezzi irrisori. In questo caso la stranezza risiede nel modus operandi, tra virgolette, professionale dei ladri, ma la scarsa quantità di merce rubata fa sorgere dei dubbi sulla loro competenza. Quello che è certo è che il danno non colpisce solo quell'attività commerciale specifica, ma ha ripercussioni sull'intera comunità. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.